Ed eccoci qui, tutto è pronto per un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Bentrovati da Eliana Chiavetta, anche oggi scopriremo delle eccellenze del Made in Sicily. Ma prima di cominciare, prima di introdurre il primo ospite di quest'oggi, voglio ricordarvi, se non l'avete ancora fatto o se l'avete già fatto, anche di rifarlo, insomma, poi si può fare e rifare sempre. Che cosa? Ovviamente andare sul nostro portale www.iocomprosiciliano.com, dove si trova il meglio del Made in Sicily. Adesso però partiamo dalla musica e lo facciamo dando il benvenuto a Mauro Cottone. Ciao! Ben arrivato Mauro! Ciao Eliana, ciao a Ah, tutti. che bella Buona energia che giornata. sprigioni! Sì, beh, quello è perché ho i bimbi piccoli, mi danno la carica giornaliera, quindi già a parte tutta la notte, anche alle 7 di mattina iniziano a riempirmi la vita di gioia, e quindi non posso che essere energico per loro e per me, e quello è. Quindi con le Io... loro voci per me è importante, perché diventa musica per me, tutto musica. Infatti io pensavo, ho detto, vabbè, sarà il violoncello che dà questa energia particolare, visto che tu sei diplomato in violoncello, compositore, docente di musica, ovviamente attraverso questo strumento hai fatto di tutto e di più nel corso della tua vita, e tanto ancora c'è da fare, perché parleremo anche dei progetti futuri nel corso di questa puntata. Sì, infatti, il violoncello mi ha sempre accompagnato in tutti i momenti della vita, ed è il mio compagno perfetto, come lo è sicuramente ogni strumento per noi musicisti. Troviamo rifugio nei momenti di gioia, ma anche diciamo poco piacevoli, ma tutto poi si traduce in arte, in suono. E questo è quello che per me succede quando penso a un progetto. Non è che penso a un progetto per realizzare un progetto in particolare, nasce da una situazione di quel momento, cioè io vivo dei momenti particolari, comincio a suonare, comincio a comporre, mi faccio aiutare dagli amici, parlo con loro e nascono le cose così, poi diventano progetti, ma di fatto è vita vissuta sullo strumento. Ma come hai fatto tu a scegliere il violoncello? Perché tra l'altro la tua storia familiare è una storia fatta di musica, un negozio di strumenti musicali in famiglia, quindi in realtà il violoncello è uno dei tanti strumenti che hai iniziato a suonare. Come hai fatto poi a stregarti? Come hai fatto a decidere è lui? Ma mio papà era flautista al Teatro Massimo, poi si ritirò a Menfi per fare l'insegnante di educazione musicale, però ovviamente il suo legame era forte col teatro, quindi portava gli alunni della scuola media alle opere liriche, sai, a vedere questi turni delle opere liriche con il pullman dal paese. Bellissimo. Io studiavo a scuola media e mio papà era anche il mio insegnante. E allora lì un giorno mi prese sotto braccio, mi portò nella cavea dove ci sono tutti gli strumenti, diciamo, messi lì pronti per essere suonati dell'opera, e facendomi guardare tutti gli strumenti, indicò il violoncello, ci guarda quello è il violoncello. C'è uno strumento bellissimo, è la voce umana, e allora già questa cosa mi attrasse moltissimo. Poi quando decisi di studiare seriamente, diciamo, uno strumento, perché li bazzicavo tutti, avevamo il negozio, suonavo il tamburo in banda, la chitarra, la suonavo con gli amici, ma l'organo, il pianoforte nei matrimoni, la qualsiasi. Poi ho detto, ma aspetta, sto violoncello, appena l'ho sentito è stato, Un guarda, onore. folgorazione, è uno strumento incredibile. Lo vogliamo sentire anche noi, Mauro Cottone e il suo violoncello. Bene. La natura è potente, non si ci può fare niente. La natura fa la sossata. È cosa risaputa. Chi ne sa pidda, della deve ne cottiglia, che giocavano pere, delle robe stennute, dello scecco impaiato. Chi ne sa pidda, della ghiaccio potato, dell'artaro cunzato, è risaputo. E da un conto la vita nesce, e da un muro
la vita nasce, si libera nell'aria, volando sopra un manto, ritorna la memoria, sfiorando l'aluvento. La vita che continua, non manca un lamento. Ma c'è nella speranza, è un muro senza tempo. Rinasce Montevago, rinasce Arantaranta. Lo conto finio, lo conto sperdeo, un saccia boace, se vi piaceva. Ma questo è un conto, lo possiamo chiamare così? Questo è un conto, abbiamo pensato di realizzare questo conto come se il murales che è a Montevago, nel perimetro del muro che diciamo anticipa l'ingresso al paese vecchio, quello diciamo che non esiste più, che è diroccato, che in qualche modo ora stanno risistemando per creare una sorta di museo en plein air, cioè a cielo aperto, quindi ci saranno dei murales, altri. Noi abbiamo realizzato questo video un mese prima che venisse realizzato l'altro progetto per in qualche modo rivalutare il centro storico il centro antico di Montevago. E questo murales racconta la storia di Montevago nei secoli, dalla fondazione, in qualche modo dall'epoca fenicia, alle guerre puniche, fino ad arrivare ai nostri giorni, ovviamente al terremoto e alla rinascita. Tutto ciò raccontato come se fosse un conto da un cantastorie che si muove lungo il muro, non sfoglia. Molto bello. Molto bello, veramente molto bello. Molto bello. Poi Qui tra l'altro parliamo... l'autore è fenomenale, Nicola Sì. Puleo di Sciacca, ha fatto cose importanti, è un grande amico. Un gran bel risultato, però quando si parla di Sicilia ci sono anche dei brani che sono entrati proprio fanno parte della storia della nostra cultura e che chiunque li senta ovviamente può riconoscere immediatamente da dove arrivano. Il riferimento è a Vittina Crozza, vogliamo sentirle insieme questa melodia con un altro video di Mauro Cottone. Ecco, che meraviglia, anche questo che atmosfera, un'atmosfera un po' più triste ovviamente, però un'atmosfera che crea una grandissima empatia. Mauro, ma c'è ancora tantissimo da raccontare anche per il futuro. Sì, intanto questo, diciamo, Vittina Crozza fa parte di un progetto più ampio e riguarda appunto un po' la tradizione popolare siciliana che vorrò riprendere a violoncello, comprese le nostre tarantelle, quelle che si sentono con il friscaletto, no? La fisarmonica,
le voglio rifare al violoncello, e ho per questo progetto disturbato, tra virgolette, grandi compositori. Uno di questi è Giovanni Sollima, il quale mi ha inviato già qualche mesetto fa la tarantella messinisa, che non sto qui a cantare, ma è famosissima, si conosce proprio solo suonata dalla Friscaletto, invece lui l'ha riarrangiata per violoncello solo. Tra questi c'è anche Alberto Maniaci che sta lavorando su un'altra tarantella, una tarantella mia, e così vorrei creare un lavoro che parlasse di Sicilia, ma con uno strumento, diciamo, particolare, perché è il violoncello, e con degli arrangiamenti anche particolari. Molto interessante, ma adesso diamo anche il benvenuto all'architetto Giuseppe Mazzotta. Lui è presidente dell'organizzazione aggregata del WWF Sicilia, area mediterranea, e ben arrivato all'interno di Io Compro Siciliano Live. Grazie per avermi invitato, buongiorno a tutti. Allora, qui invece della consueta staffetta fra ospiti, ne abbiamo due insieme. Perché, Giuseppe Mazzotta, cosa state facendo insieme? Cosa c'entra il WWF con un artista del violoncello come Cottone? E c'entra perché intanto il Mauro Cottone ho avuto modo di conoscerlo all'inaugurazione di un altro murales a Portopalo di Menfi, quando, come abbiamo anche detto a tutti, abbiamo fatto scomparire un tratto di una cinquantina di metri, che quest'anno sono diventati 100 perché è stato prolungato, ma non abbiamo potuto fare la stessa cosa, di 2 anni fa. 2 anni fa abbiamo inaugurato quel tratto di Porto con un murales che, avendo disegnato il cielo sopra e la spiaggia sotto e il mare in mezzo, praticamente era come se non ci fosse più quel braccio di cemento armato bruttissimo da vedere, anche se io sono architetto, ma appunto il cemento armato faccia a vista, che ha fatto tanta storia negli anni 70, oggi chiaramente non è più, non dico di moda, ma non lo è mai stato, se vogliamo. Direi che non è più tollerabile, soprattutto ecco, non è più quando tollerabile. si trova in luoghi dove fu affidato infatti ad un gruppo di artisti di decorare con un murales quel tratto di muro, e l'effetto che se ne ebbe fu assolutamente spettacolare, perché da un certo punto di vista da terra quel braccio di cemento armato sembra essere scomparso. Quindi quando ci sono certe giornate che hanno il cielo di quel colore azzurro che sono riusciti a ben interpretare gli artisti del tempo, e che l'anno scorso hanno pure continuato, non mi ricordo i 3 nomi e non li cito perché me ne ricordo 1 o 2, il terzo non me lo ricordo, per cui non vorrei che il terzo si offendesse, però sono stati veramente bravissimi. E in quella occasione, con tanto di presidente del WWF, di sindaco, di responsabile comandante della Guardia Costiera, mi ritrovai davanti questa personcina umile, tranquilla, serena, che da solo, con una sediucola improvvisata, con questo violoncello che, fra le altre cose, come dire, ha le forme umane, femminili, oserei dire, lo abbracciava come se fosse per l'appunto sua moglie, non la sua fidanzata, visto che è sposato, e lo accarezzava facendo suonare la prima sonata di Bach, se non mi sbaglio, adesso era qualcosa di Bach, che non voglio avventurarmi di nuovo in citazioni che non conosco, ma con una gentilezza, con un garbo, con una passione che assolutamente mi hanno stregato, almeno io, perché anch'io, diciamo, sono uno che ha fatto musica a suo tempo da ragazzaccio, quando facevamo il rock and rollacci. E che cosa suonavi, Giuseppe? Suonavo il basso. Il mio primo basso era una chitarra a 12 corde alla quale avevo smontato le altre 8 corde, perché quello passava il convento, e quello fu il primo mio strumento come basso, perché avevo una chitarrina poi da 12 euro, da 12.000 lire, comprata da Cusumano a Sciacca, che era un negozio storico di
di strumenti della nostra zona. Io frequentavo il liceo a Sciacca e lì con 12.000 lire mi comprai il primo. Ma ritornando a Mauro Cottone, Sì. Ci siamo poi ritrovati quando, siccome in quella estate avevamo organizzato una serie di concerti non più clandestini, ma diciamo concerti a Eraclea Minoa, che è un luogo diciamo archeologico importante della zona dell'Agrigentino, e ci siamo ritrovati con la stessa troupe a organizzare un altro incontro musicale a Menfi, e quando si disse Menfi disse dobbiamo sentire pure se c'è Mauro Cottone, che io lo conosco, che dice, fra musicisti poi quelli bravi si conoscono tra loro, dice come no, Mauro, sì, e così lo invitarono, e insieme a Nino Macaluso e Antonio Puzzo eseguirono alcuni brani dove il violoncello sostituiva in alcuni tratti gli strumenti a fiato, ed è stata una cosa di nuovo incredibile, di una passione e di una passionalità che è stata replicata a sua volta poi a gennaio del 2020, prima che chiudessero le porte al mondo, all'auditorium della RAI con lo stesso gruppo, ed è stata lì di nuovo un'esperienza bellissima, e sentire Mauro Cottone è sempre comunque bello, proprio perché ci suggerisce passione, ci suggerisce amore per quel suo strumento, ma non amore diciamo legato alla virulenza, ma un amore legato alla gentilezza che caratterizza l'accarezzare il suo strumento, anche quando sembra graffiarlo, come in alcuni brani a volte per la passione si riesce a trasmettere. Mauro, ma questo rapporto tra musica e ambiente cosa porta a te come musicista, ma che cosa può far arrivare poi agli ascoltatori? E allora, l'idea è semplice: coniugare appunto la musica, possibilmente in alcuni video anche delle liriche, quindi delle poesie, unite alla musica, composta in sinergia, musica e parole, non musica e poi dopo sopra le parole, ma quasi un connubio, anche perché il poeta di cui parlo è Francesco Riggio, e l'attore è un attore fantastico, ed è Raimondo Moncada, anche lui un poeta. Abbiamo lavorato appunto su intanto un brano da me composto appunto in sinergia con Francesco Riggio su questa lirica, e l'idea è questa: far parlare la musica, deve essere musica, le parole, e l'ambiente deve entrare in questo progetto manifestandosi con queste meravigliose immagini di luoghi incantevoli, quali sono i siti del WWF Sicilia. Quindi oggi magari il video realizzato presso la Foce, che so, di Selinunte, domani andiamo... Ma quindi ci sono altri luoghi in cui, Covid permettendo, avete in progetto di tornare a suonare dal vivo, tornare a portare in alto questo connubio musica-ambiente? L'idea è questa: far conoscere i luoghi paesaggistici, naturalistici della nostra Sicilia, che il WWF propone, attraverso queste piccole clip musicali, e magari in alcuni momenti anche accompagnati, accarezzati dalle parole. E quindi tradurre musica. la parola in questo caso davvero è musica, ed sarà una sorpresa, perché già il brano è pronto con la lirica. Dobbiamo solo, ormai è il problema che non ci fanno muovere con tutti i colori che cambiano, arancione, rosa, eccetera eccetera, ma già l'idea di andare a fare il video in qualche sito interessante c'è. Con Peppe ne abbiamo parlato, quindi... Ma ci sono un paio di siti in ballottaggio, si può dire? Peppe, non lo so, vuoi dire? La mettiamo ai voti qui con chi segue Compro Siciliano Live, se volete. I siti non mancano, e comunque
l'ambiente si esprime un po' dovunque, la bellezza della natura sta proprio nel suggerire agli interpreti della bellezza della natura l'ispirazione per poi tradurre, come dicevamo prima, questa naturalezza dell'essere naturale in qualcosa di artificiale come è la musica, che nella sua artificialità però la esalta, no? la natura stessa, ed è questo il compito degli artisti. È un po' come quando si esegue il ritratto di una persona, una fotografia sarebbe perfetta, eppure perché il ritratto di una persona filtrata da una mano artistica diventa ancora più interessante, proprio perché l'artista riesce a trasmettere quelle sensazioni che la natura da sola può esserci fredda, anche se parlare di freddezza della natura è abbastanza difficile. Una delle cose interessanti, infatti, che mi ha proposto quando mi ha fatto sentire per la prima volta il brano, Mauro Cottone me l'ha inviato, dice: però mettiti le cuffie perché così ascolti i rumori di sottofondo, perché in sottofondo, in effetti, nella location dove era andato a suonare, c'erano tutta una serie di uccellini e cosucce varie che si muovevano e che indossando le cuffie potevi ascoltare, non indossando le cuffie nella frettolosità potevi anche non percepire, e quindi la natura ci accompagna e ci dà quell'ispirazione che sicuramente Mauro riesce, con la passione che ci mette, con la capacità professionale, fra l'altro, perché non basta la passione, ci mette anche una capacità professionale eccezionale, e questo riesce a trasferirci quel tanto che è importante che si trasferisca, perché per quanto ci riguarda come WWF noi abbiamo l'impegno di trasmettere amore verso la natura, perché soltanto se ci rendiamo conto che il pianeta Terra lo rispettiamo, e allora il pianeta Terra ci accoglie. Ma se non lo rispettiamo, al pianeta Terra, degli esseri umani, non gliene frega niente. Cioè, non è che per esempio adesso con i cambiamenti climatici, se laddove noi continuassimo a produrre anidride carbonica e gli effetti saranno quelli che saranno e il pianeta Terra morirà. Il pianeta Terra non muore. Tutt'al più possono esserci condizioni negative per noi esseri umani per sopravvivere su questo pianeta. E in Hai questo ragione senso... da vendere, ovviamente è un argomento complicato, sì, un argomento che andrebbe affrontato a lungo, e noi già siamo oltre i nostri tempi, quindi via. No, devo salutare i tanti che ci hanno anche scritto, quindi chiedo a Paolo Gatto se possiamo vedere qualche messaggio al volo prima di chiudere. Matteo Magro che dice buongiorno e complimenti, Luca Leonardi che ci ricorda l'hashtag Io Compro Siciliano, ancora John Blandi che ci saluta dalla bellissima New York, Andrea Gerini che dice buongiorno a tutti, c'è una bandiera d'Inghilterra mi sembra nel mezzo, Antonio Seminatore che ci saluta, e insomma sono veramente tanti come sempre collegati. C'è Raff Borsellino che dice bravo al mio grande amico e fratello Mauro, Francesca Bultaggio, insomma ancora saluti che arrivano, che dice io sono siciliana di Trapani ma vivo a Milano, e lo sappiamo che noi attraverso queste rubriche abbiamo modo di attrarre tanti siciliani lontani. Eleonora Tabi dice bellissima intervista piena di grandi verità, e noi ringraziamo Giuseppe Mazzotto e WWF Sicilia Area Mediterranea per essere stato con noi, e Mauro Cottone allo stesso modo per averci regalato tanta musica quest'oggi. Grazie, a presto. Grazie, ciao, grazie per averci ascoltato. Io compro siciliano, Io compro siciliano sempre, e tra l'altro vi ricordo in chiusura che questa sera dalle 21:30 live dal Mob di Palermo Vincenzo Canzone con un nuovo appuntamento, con il secondo appuntamento di Sicily On Air Live, e ci salutiamo così guardando insieme questa sigla. A domani, ciao! Non dimenticate l'appuntamento con Vincenzo Canzone ogni giovedì alle 21:30. Io Compro Siciliano, Sicily On Air, il music show dei siciliani.